Terza giornata di campionato nel girone B di Serie C per il Padova, che torna in campo in via Vermigli per affrontare il Portogruaro nel derby. Una partita sulla carta alla portata del Padova, visto che le due squadre si sono affrontate non più tardi di un mese fa in Coppa Italia e le biancoscudate hanno vinto e convinto per 3-0. Il Padova, che vuole convincere anche in campionato, è in battuta a 4 punti dopo 2 giornate e vuole continuare la marcia all'inseguimento verso il primo posto in classifica. Al 10° c'è la prima occasione per Conventi, che però non trova la porta con il destro. Sarain su punizione riesce a mettere giù il pallone. Donà, buono il suo dribbling, poi però anche lei non è precisa con il destro. Ha attaccato molto il Padova nel primo tempo, però ha peccato proprio di precisione. Ancora qui un'azione insistita che porta al tiro di Costantini ampiamente a lato, e così proprio allo scadere del primo tempo c'è questa disattenzione della difesa biancoscudata che permette a Battaiotto di involarsi da sola e battere anche il portiere dopo averlo superato in dribbling clamoroso. Alla fine del primo tempo il Portogruaro in vantaggio, molto rapace l'attaccante ospite a superare anche il portiere e segnare l'1-0, e così il secondo tempo è tutto di rincorsa per il Padova e parte al 7° minuto con questo colpo di testa di Sarain che si infrange sul palo. Poi siamo al 10°, bellissima questa azione di Costantini che fa tutto bene, poi però il suo tiro cross è debole. Ancora un calcio di punizione, ancora un colpo di testa di Sarain e ancora un palo per il Padova. La porta sembra stregata. 24° minuto, un altro colpo di testa di Donà, la palla sibila a lato della porta. Il Padova colleziona occasioni, ci prova Sarain e qua c'è un miracolo del portiere ospite. Veramente sembra non andare per il Padova, che però non demorde, continua ad attaccare soprattutto sulle corsie esterne. Qua se ne va Stefanello, mette in mezzo, Donà di testa, attraversa, è il terzo legno colpito dal Padova. Veramente non ci si può credere, anche perché al 31° il Portogruaro ha un'occasione colossale per chiudere i conti in contropiede. Qua però si vanno a prendere un po' troppo dalla fretta le ragazze in maglia granata, la conclusione è fuori. Ancora Sarain di testa, ancora una grande parata del portiere. Sembra non ci sia più nulla da fare. Poi arrivano i clamorosi minuti finali. 43°, 3 minuti al 90°, l'ennesimo cross, l'ennesimo colpo di testa di Sarain, che però questa volta è vincente, trova il pareggio. Sempre lei, sempre Chiara Sarain, con quello che è uno dei suoi marchi di fabbrica. Il colpo di testa è 1-1, quindi al 43° del secondo tempo, ma a questo punto il Padova ci crede, vuole la vittoria. Cross di Marta Michelon, non si sa se la tocchi qualcuno, ma si sa che il pallone finisce in rete. È il 47° del secondo tempo, in pieno recupero il Padova trova il 2-1, non si capisce nemmeno del replay se il gol sia di Michelon o di Zanon, che forse l'ha toccata leggermente. Fatto sta che il Padova trova il 2-1 ed è questo il punteggio con cui finisce la partita. Seconda vittoria consecutiva per le biancoscudate, 7 punti in classifica dopo 3 giornate. Il Padova che adesso vola in solitaria al secondo posto della classifica del girone B di Serie C.